un tipo un fianco un caldo di notte e va dentro di farmacia, un po' di gente che è lì. Oh, buongiorno dottoressa, a me vuole scatole coldoni qua, di quei boni della scia, dove si scatola, sa quel cagà. La dottoressa ciapa in parte, lui, ascolta bene, intanto non serve che ti parli a voce alta, per ste robe qua. Dopo neanche qua gente, ti aspetta il tuo turno, va bene? E non parlare con quei toni, con quei sistemi lì. Mi scusi dottoressa, lo so, ho sbagliato, non mi veniva parola in italiano. Guarda, ti dai però, guarda, la prossima volta cerca di ricordarti. Va bene dottoressa, va bene, mi scusi. Cioè, parte, va via, il paga. Dopo neanche a desidero, si torna a presentare in farmacia. Oh, buongiorno dottoressa, a scatole coldoni qui da sì, da 12, quei buoni, qui cagà. Torna a cercare in parte della scuola bella. Ti segno qua una decina di giorni fa, ti ho detto che si dice profilattici preservativi e poi si parla anche a voce, a un fiammanco a toni alti, a voce più bassa e qua le gente e ti aspetta il tuo turno. Ah, tu capito? Mi scusi dottoressa, ha ragione, ma non italiano mi veniva bene a parola, mi dialetto, mi difendo, guarda, ti ha ricordato la prossima volta, mi scusi Sara, mi scusi tanto, ciapa che da, i profiati se ne va via contento. Non passa neanche una settimana, non torno dentro ancora di nuovo, e il guardo via in giro, cioè, non che venga a parola, dite non che venga a parola, e tiro su un fiamme braga, il muoso, la cenina, tira fuori la fare che lo sbaglia sul tavolino del banco, da tutta la lavoro per l'operaio.